Siamo all'angolo, scarica all'indietro per Capuano Lorenzo che fa partire la conclusione dalla distanza, parata, non controlla Barbani. Altra in questi primi 6 minuti e mezzo di gara. La conclusione, la parata del portiere Vespi. Barbani, l'appoggio all'indietro per il nuovo entrato Capuano Alberto che la mette dentro per Baldesi. Conclusione parata dal portiere Mechini. Lina entra frattanto il numero 79 Cardella. È stato un cambio anche nelle file e c'è il gol del numero 87 Carrieri. Un batti e ribatti davanti alla porta di Vespi. Il Prato, Baldesi, Capuano Lorenzo, il tiro, la parata ancora di Mechini. E può ripartire Viareggio con la conclusione, credo respinta dal palo. Riparte Baldesi. C'è un fallo, vediamo la decisione dell'arbitro, c'è il blu. Poli, tiro parato, ancora Poli e la rete di Poli. Pesavento, conclusione e c'è la sirena che sancisce la fine di questo primo tempo. Rientriamo in collegamento dal Palarogai quando il signor Molli di Viareggio fischia l'inizio di questo secondo tempo. L'appoggio per Santoro alla balaustra, ma ruba pallina il Pumas Viareggio con Marchetti che si presenta solo davanti a Vespi. Conclusione dalla distanza del numero 78 Pezzini. Vespi può ripartire Capuano. Va dietro porta. Va giù e c'è cartellino blu. Poli, la parata di Mechini. Torna giù pallina, ancora Poli. Parato. Baldesi, la pallina resta lì e non riesce Capuano Alberto a realizzare per il blu a Marchetti. E il punteggio resta sul 2-1, anzi ora diventano 3 perché va a realizzare 5 minuti e 3 secondi alla fine della partita con il Prato che è sotto di 2. Il tiro ribattuto, riparte velocissimo Carrieri che va a realizzare in contropiede. Pallina dentro e c'è il rigore per Prato. E c'è la parata di Mechini. Azione personale di Capuano Lorenzo, poi questa volta c'è il blu per Capuano Alberto. E c'è la parata oppure il tiro è fuori del giocatore, quindi Prato che finirà la partita con l'uomo il meno, almeno che non ci sia il gol del Viareggio. 3 punti importanti che consentono alla formazione allenata da Bertolucci di agganciare il Castiglione a 21. Quindi qui al Palarogai finisce 4-1 per la formazione viareggina e l'appuntamento è alle prossime partite dell'Hockey Prato 1954. Un saluto e buona serata.